Una cosa indimenticabile, bellissima, il Venerdì Santo per noi a Saresi è bello. Particolare per Assolo, perché per noi assolini il Santissimo Crocifisso è il nostro patrono da sempre, sono radici bizantine, gli assolini sono stati sempre attaccati al Santissimo Crocifisso da più di 1000 anni. È un onore aver avuto questo privilegio, noi di famiglia a 5 generazioni, come parecchie persone che sono sotto la vara. Cosa si prova in quei momenti, durante il tragitto, durante la discesa? Senso di dovere, di manovrare bene per far andare al meglio la processione. È particolare, io ho un ruolo di anelliere e manovro, è molto particolare perché ci sono salite e discese, un po' stretto, è particolare. In cosa consiste il suo ruolo? Sono anelliere, manovrare, virare la vara, siamo 4 gli anellieri ed è molto delicato. Anche perché il paese è piccolino, salite, discese, medievale ed è un antico percorso, sempre rispettato. Qual è il suo sogno per il futuro? Che passi sempre a una persona responsabile, attaccata, molto religiosa naturalmente, come un mio familiare che sto iniziando a iniziare, e il piacere che continui è sempre con tanta devozione, come hanno tutta la comunità di Assolo.
Questa è la terza ed ultima benedizione che fa il crocifisso e in questo punto benedice tutti i terreni di Assoro, Borgo dello Zorzo. Misericordia! Misericordia! Viva la divina misericordia! Viva la Santa Fede! Misericordia! Tanto prima passavo. Viva la Santa Fede! Misericordia! Viva la divina misericordia! Viva la divina misericordia! 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 Sono Basilotta Carlo, il presidente dell'associazione musicale Antonio Pacini di Assoro. Cosa abbiamo ascoltato questa sera? Abbiamo ascoltato diversi brani funebri, quella che abbiamo ascoltato appena adesso è scritta dal maestro Giuseppe Piro, il maestro attuale che dirige questa associazione, questa banda. Poi abbiamo ascoltato anche l'Ode a Cristo, quella che abbiamo fatto in Piazza Umberto I, quella cantata, suonata e cantata. Ormai è diventata una tradizione tutti gli anni, prima la facciamo quando scende Cristo in chiesa e poi la sera quando siamo fermi in Piazza Umberto I. Quanti sono i membri dell'associazione? Da quante persone? Attualmente siamo 34, ultimamente nella festa di San Giuseppe il 19 marzo sono usciti a suonare un po' di ragazzi, nuove leve, cosa che non succedeva ormai da tempo ed è una cosa abbastanza positiva. Qual è il vostro sogno per il futuro del vostro gruppo? Andare avanti, portarci avanti così. L'anno scorso abbiamo fatto un raduno musicale in collaborazione col comune di Assoro, sono venute diverse bande limitrofe, Leonforte, Valguarnera e Gagliano Castelfiorano con le maggiorette ed è stata una bella giornata che probabilmente quest'anno ripeteremo perché il comune ci ha già contattato, il sindaco e Concetta Muratore ci ha contattato per rifarlo nuovamente. Ecco, c'è il presidente, il maestro. Maestro? Noi vi facciamo tanti complimenti. Sì, grazie. Di accompagnare la processione con i vostri brani.
Sì, è una ricorrenza annuale che facciamo sempre queste marce funebri, e alcune molto antiche, e quindi serve, diciamo così, ad allietare, a rendere più partecipe sia noi che il popolo. Un'associazione che ha una lunga storia. Sì, noi siamo come associazione, siamo stati, l'associazione è stata fondata nel 1987, prima c'era il vecchio corpo bandistico Città di Assoro, dopodiché ci siamo trasformati in associazione musicale senza fine di lucro, logicamente. Grazie. Conosciamo un altro membro, buonasera. Buonasera, sono Antonino Tamburella, faccio parte della banda musicale dell'associazione Pacini di Assoro dal 1991. Onoro questa banda. Come una grande famiglia. Sì, più di una grande famiglia. Cosa l'ha spinto a entrare in questo mondo? La passione per la musica. Oggi è una giornata davvero toccante. Sì, sì. I brani sono altrettanto... Sì. Che brani ascolteremo? Ora facciamo le meglio marce funebri fino a arrivare alla matrice. Una processione lunga, ma Sì. come viene vissuta? È Emozionante, faticosa. fate cose emozionanti anche. Grazie. Sono le 2:10 del mattino. Tra poco il rientro. E le emozioni continuano. Misericordia! 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 Santa Fede! Misericordia! Misericordia! Misericordia!
Viva la dignità! Misericordia! Viva la Santa Fede! Misericordia! Ogni punto, ogni momento, sia lodato e ringraziato lo Santissimo e Divinissimo. Ogni punto, ogni momento, sia lodato e ringraziato lo Santissimo e Divinissimo. Ogni punto, ogni momento, sia lodato e ringraziato lo Santissimo e Divinissimo.